Hola, bentornati su Ciao Mamma Vado In. Oggi dove siamo? Dove siamo? Siamo qui a Fener. A fare che? Dove? Come? Quando? Siamo alla città degli Aironi. Città degli Aironi. È di là. È di là. Ma sei stupida? Sei pazza? Perché? Città degli Aironi, gestita dalla Lipu. Vediamo cosa c'è di bello. Avete mai visto un platano? Beh, sicuramente sì. Siamo sulla strada che da Montebelluna va verso Feltre. C'è questo parco gestito dalla Lipu, la Lega Italiana Protezione Uccelli, Questo è un sambuco nero. e questo è un sambuco nero. Siamo tornati all'inizio perché non avevamo iniziato dall'inizio. Dove siamo, Maggie? Alla stazione di Cavaso Possagno. Da qui inizia il percorso ad anello lungo circa 6 km che ci porterà attraverso la città degli Aironi e il parco del Piave. E la Maggie ha visto un suo amico sul cartellone. No, È Bruno! è Bruno, è È quello Bruno. che fa il campeggio a Sappada. Ah, a è San quello che fa il Gaetano, campeggio. Quando c'era ancora il campeggio. È Bruno, è Bruno, è Bruno. Il centro della Lipu è aperto su prenotazione per scolaresche, GREST e altre attività didattiche. Ecco, quella che abbiamo visto prima, la centrale dell'Enel. Andiamo alla centrale dell'Enel, andiamoci! Ed ecco a voi la centrale dell'Enel con Leone di San Marco. Dai, di che cosa hai imparato in questi mesi di riprese? Che se il leone di San Marco è rappresentato col libro aperto vuol dire che quando è stato fatto era in pace, era un momento di pace. Invece c'era il leone è chiuso e con la spada, Se il vuol leone- dire che era in guerra. Se il leone è chiuso e con la spada, il leone è chiuso, cioè proprio No, raggomitolato su se il stesso. libro era chiuso e il leone aveva la spada, allora erano in guerra. E in un unico caso dove c'è il libro chiuso ma senza spada si trova a non mi ricordo dove, e non erano in guerra ma neanche in pace praticamente. Vabbè, Maggie deve ripassare la Sì, storia. Questo è Sambuco o non è Sambuco? Qualcuno lo sa? No, ma le sambuco adesso ha i fiori, no? Le bacche già. E allora cos'è sta roba? Ah, forse sì, guarda. Ma guarda, vedi, ha questo già. È Sambuco, penso sia Sambuco. Sì, guarda, vedi, ha le foglie dispari. E dentro è giallo. Lì c'è il Monte Cesen e Valdobbiadene un po' più sotto. Questo è il Piave e niente, è tutto molto bello. Vi ho già detto che è pieno di pescatori. Martin, pescatori. Martin pescatori. Speriamo di vederne uno. Stiamo già imparando un sacco di cose, per esempio che la robinia è la cacia, la gadia, quella con cui raccogliete i fiori, fate le frittelline. Questo è un orniello. Questo è un orniello. È veramente un bosco pazzesco, spazioso, dà l'impressione di essere grande. Pieno di uccelli, camminando nel bosco, li sentite proprio tutti attorno. Ogni volta che spezzate un ramo volano via in tutte le direzioni e ce ne sono veramente di tanti tipi: gufo, allocco, picchio, martin pescatore, airone e la passera scopaiola. Mi raccomando, non usciamo dai sentieri perché molto probabilmente rovineremo l'ecosistema e danneggeremo l'ambiente in cui tutti questi animali, aironi, garzette, cuculi, gheppi e chi più ne ha più ne metta, nidificano. Quindi ce lo dicono proprio, gli uccelli sono ben visibili dai punti di osservazione segnalati lungo il percorso. Forse ho visto un uccello. Un uccello? Grosso. Come grosso? Così quasi. Forse abbiamo visto una cicogna, cioè forse c'è una cicogna tipo lì, però forse è tipo una sagoma di legno. Vediamo. È viva? È morta?
È viva? È vera? È finta? Sembrerebbe vera. Si possono vedere anche dei mammiferi. C'è scritto là. Tu sei un mammifero? Anche tu sei un mammifero. No, io sono un nuovo viviparo. Faina. Possiamo vedere delle lepri, dei caprioli, delle volpi. Wow, Maggie, fai una faccia stupita. La cicogna è finta. No. E io mi stavo avvicinando tipo di soppiatto, una videocamera. Oh dai che non la disturbo, dai che non la disturbo. E poi ho visto che c'hai i bulloni. Certo, di animali finora non siamo riusciti a vederne nessuno, a parte qualche uccellino che svolazzava qua e là. Però è veramente un posto suggestivo e isolato soprattutto. Quindi se volete fare una passeggiata immersi nella natura, questo è il posto giusto. C'è un silenzio che alla Maggie piace. Cioè, più che silenzio c'è il rumore del piave. Silenzio delle persone. Un silenzio delle persone. Siamo alla ricerca di fossili su questa spiaggia, come si chiama? Non c'è nessuno, quindi siamo molto motivati. Ci avviamo verso il ritorno, stiamo tornando indietro, siamo nella parte finale dell'anello. È molto bello. È molto bello. Adesso io non sappiamo quando sia il periodo migliore per vedere gli uccelli, probabilmente in autunno. Beh, noi siamo in piena primavera, gli alberi coprono molto la visuale, quindi in autunno probabilmente ci sono molte più probabilità. Però si sentono. Però si sentono, ce ne sono tantissimi e ovunque. Di fossili non ne abbiamo trovati. Guarda. Un leprotto piccolino. Oh mio Dio. No, è bellissimo, guardalo. È piccolissimo. È grande come una mano. Lo chiamiamo Gianni. Abbiamo appena adottato un cucciolo di lepre, l'abbiamo chiamato Gianni. Era piccolissimo, sarà stato grande così, proprio a 2 metri da noi. Siamo arrivati giusti, sta iniziando a piovere, ma ci siamo trovati in mezzo a questa pioggia di polline, è veramente bello. Speriamo di avervi lasciato un bel ricordo e di avervi invogliato a visitare il Parco del Piave e la città degli Aironi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividete, lasciate un like. In descrizione vi lasciamo i link ai nostri social e al nostro sito web in cui raccontiamo le nostre storie intorno al mondo. Io sono Niki. Io, Maggie. Ciao. C'è la neve per terra. A maggio c'è la neve.